Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'amore non uccide, Misilmeri si ferma per l'ultimo saluto a Sara Campanella, commosso anche l'arcivescovo Lorefice. Troppe vittime, adesso basta, è il commento più diffuso. Arbitro accerchiato e picchiato durante una partita giovanile a Riposto in provincia di Catania. Il video fa il giro dei social. Dall'operatore Enel al curriculum inviato, le nuove frontiere delle truffe, ma gli anziani sono sempre più informati. Non ci sarà il solarium la prossima estate in Piazza Europa a Catania. In attesa della verifica sulla qualità delle acque, il Comune preferisce non allestire la piattaforma. Gringe, boomer, scialle, il vocabolario dei giovani ormai è una lingua a sé. Una gara promossa dalle scuole premierà la parola più usata dalle nuove generazioni. Calcio, Palermo bello e vincente ieri al Barbera contro il Sassuolo, tripletta di Pogiampalo, rosanero che vedono adesso le posizioni di prestigio della classifica. Calcio, dopo il vantaggio iniziale il Catania ha battuto in casa dall'Avellino. Toscano dice dobbiamo crescere. Misilmeri si ferma per l'ultimo saluto a Sara Campanella. Le parole dell'arcivescovo Lorefice, l'amore non uccide. Sentiamo Marco Gullà. Le lacrime che si intrecciano con il dolore. Misilmeri ha reso l'ultimo saluto a Sara Campanella, uccisa una settimana fa da Stefano Argentino. La bara della giovane ragazza è stata portata a spalla dalla chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla chiesa madre, che si trova nella stessa piazza. E all'uscita, dopo le esequie, applausi, palloncini bianchi e lacrime in migliaia i presenti. Tanti giovani hanno indossato una maglietta bianca con la scritta nera "No violenza". Mi amo troppo per stare con chiunque, la frase profetica di Sara che campeggia nella piazza gremita. Ad officiare la messa l'arcivescovo Corrado Lorefice. Qui, sconvolti, senza parole, dinanzi al corpo di Sara, corpo martoriato, sacrificato, vita che ci è stata rubata. Perché? Ancora una volta risuona un grido, perché? Perché? Una domanda che riecheggia nella piazza che oggi piange per Sara. I familiari vengono avvolti dal calore di amici e parenti, un dolore troppo forte. L'amore non uccide, è assurdo, tuona Lorefice, visibilmente commosso anche lui. Di padre e di fratello, consegnando con voi e per voi la cara Sara, la nostra Sara, nelle braccia del Padre, al suo abbraccio, che non delude e non finisce. E dolore e rabbia fra i tanti che hanno dato l'ultimo saluto a Sara. Speriamo che adesso cambi qualcosa. Le interviste di Marco Gullà. Secondo te cambierà qualcosa dopo la morte di Sara? Allora, io personalmente non lo so, spero di sì, perché comunque siamo arrivati veramente al limite e non se ne può più. Ci sono state troppe donne e sono morte, spero che cambierà qualcosa. Io direi solo basta, basta, troppe vittime, troppe persone, troppa tristezza, ci sta coinvolgendo tutti. Lei era al quinto anno quando io andavo al terzo, però eravamo nelle classi accanto ed eravamo praticamente sempre insieme. Lei nella mia classe, io nella sua, eravamo veramente molto unite. C'è un senso, no? Una cosa terribile, non so che dire. Cambierà qualcosa secondo lei dopo oggi, signor? Ma speriamo di sì, io credo sì, speriamo. Penso di sì abbastanza. Cambiamo argomento. Utilizzando il nome falso di Capitan Nemo pubblicava sui social foto intime dell'ex compagna, ma anche pesanti offese e screenshot di conversazioni private scambiate con la donna, che però è stata riconosciuta e informata di ciò che stava accadendo. È successo a Catania. La vittima si è rivolta ai poliziotti, che sono risaliti all'identità dell'autore, che è stato denunciato e che era già stato denunciato in precedenza dalla stessa donna per maltrattamenti. A Riposto un arbitro è stato accerchiato e picchiato durante una partita giovanile. Il video ha fatto il giro dei social. Sentiamo Deladia Barbagallo.
Violenza e aggressività giovanile arrivano sino ai campi di calcio. Una partita si è trasformata in un violento ring allo stadio Luigi Averna di Riposto durante un incontro playoff under 17 provinciale tra la squadra locale Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Pedara. L'arbitro è stato accerchiato, spintonato, picchiato. L'episodio è stato ripreso dagli spalti e il video che sta facendo il giro dei social è quello che stiamo vedendo. Ma c'è di più, la partita con tanto di spettatori si è disputata nell'impianto di Torre Archirafi, chiuso al pubblico per l'inagibilità delle tribune. Tutto è avvenuto durante i tempi supplementari della partita. Vediamo come l'arbitro improvvisamente è stato accerchiato a giocatori ed altre persone entrate in campo e costretto a difendersi il volto dai calci e dai pugni sferrati con violenza, fin quando un uomo lo ha sottratto alla furia del gruppo trascinandolo a bordo campo. La lite ha coinvolto quindi altri giovani che se le sono date di santa ragione con scazzottate, pugni e spintoni. Sulla vicenda indagano i carabinieri giunti sul posto a porre fine il parapiglia, ascoltare i testimoni e adesso, con la visione del filmato, procedere con eventuali denunce. Il DASPO e l'esclusione dal campionato della squadra ritenuta responsabile dell'accaduto. Alle due squadre i carabinieri contestano anche il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Dall'ultima truffa del finto operatore Enel al curriculum inviato, i truffatori si reinventano sempre nuove trappole, ma gli anziani sono sempre più informati. Roberta Lunghi. L'ultima che vi abbiamo raccontato è la truffa del finto operatore dell'Enel, insomma la macchina delle truffe nei confronti di anziani e persone fragili si arricchisce sempre di nuovi capitoli. Se i truffatori inventano sempre nuovi sistemi prevalentemente indirizzati ad anziani e persone fragili, parallelamente l'attività delle forze dell'ordine è sempre più capillare. L'informazione continua a raccontare di persone truffate, ma anche di chi proprio grazie ai servizi giornalistici si sente intoccabile. La truffa del finto incidente. Non me questa la conosco da vari anni. Dello specchietto e del ciuffo e caporeale. Quindi a lei non la possono fregare? Mai. In tanti comunque si mostrano informati. È tipo un incidente, un figlio, insomma, e altre cose. Ho chiamato 2 volte questi qua, che è il maresciallo, l'avvocato, e come sì, a mia moglie, però non nel telefonino, nel fisso. Mia moglie dice, ma guarda, io non ho figli. Sì, l'ho visto in TV tutta questa storia che ci sono truffe. Il pacco, il finto incidente, i finti dipendenti dell'INPS e poi lui, tra le ultime new entry. Mi è arrivato il curriculum, ma se io non ho mandato, che curriculum devo mandare? Chiudo direttamente. E se il curriculum inviato sembra essere il sistema di truffa meno creduto, c'è chi racconta di nuovi espedienti e così arriva il finto inviato dell'amministratore di condominio. Il capocondominio aveva detto di dare 100 euro per cambiare la pulsantiera. Lei gliel'ha dati questi 100 euro? Sicuramente. Io appena ho sentito questo, aspetta che chiamo l'amministratore, appena ho detto chiamo l'amministratore è scomparso la circolazione, non si è visto più. Dia un consiglio a chi invece ricevesse queste telefonate, cosa bisogna fare? Chiamare subito i carabinieri o qualcuno di familiare. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania uno dei 2 carabinieri rimasti feriti ieri quando la gazzella su cui viaggiavano si è ribaltata sulla Catania-Caltagirone, forse per aver urtato un cordolo. Il militare ha riportato un grave trauma cranico e toracico ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Rubano 3 mezzi pesanti per compiere una spaccata e prelevano una cassaforte da una gioielleria, ma non fanno in tempo a impossessarsi del contenuto. Sentiamo il servizio. Una sequenza di reati traggira nell'Ennese e poi Camporotondo e Ramacca nel Catanese. Per questo i carabinieri di Grevina di Catania hanno arrestato 7 persone, prima il furto di 3 mezzi pesanti, poi quello di una cassaforte con all'interno gioielli per 100.000 euro, prelevata dopo una spaccata compiuta proprio con i mezzi rubati in una gioielleria di Agira. Dalle denunce delle vittime sono partite le indagini dei carabinieri che sono riusciti a identificare gli autori dei furti. Le immagini delle telecamere poste in un terreno di Ramacca hanno immortalato l'opera degli indagati, intenti prima a scavare un fossato con un escavatore rubato per nascondere la refurtiva e poi a scardinare la cassaforte mediante l'utilizzo di un flex, ma sono stati bloccati in flagranza dai carabinieri che hanno impedito di portare a termine l'operazione. I 7 erano riusciti a scappare grazie all'avviso di una vedetta. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Non ci sarà il solarium la prossima estate in Piazza Europa e Catania, ci sono delle verifiche in corso sulla qualità delle acque e nell'attesa il Comune preferisce non allestire la piattaforma. Sentiamo Adelaide Barbagallo.
Un pezzo di mare a Catania, uno dei più amati, quello di Piazza Europa, non vedrà la prossima estate il solarium, così tanto frequentato nelle stagioni passate. Non sarà allestito per problemi di sicurezza balneare. Non ci sentiamo di aprirlo e di inaugurarlo. Per quale motivo? Sicuramente, visto quello che è accaduto l'anno scorso, di quelle chiazze ci sono delle verifiche non di nostra competenza, di altri enti che stanno verificando, e noi non ci prendiamo una responsabilità. Preferiamo attendere una stagione e poi riaprire l'anno prossimo dopo che tutte le verifiche siano state fatte. La chiazza scura avvistata la scorsa estate ha sollevato il problema che è annoso, le fognature mai completate con liquami che sfociano in mare, un problema conosciuto da tempo. Quindi il mare lì non è sicuro? Questo non siamo noi a dirlo come comune, io penso che sia sicuro e che sia pulito, però onestamente non possiamo prenderci questa responsabilità, questo rischio per i catanesi e per le persone che frequentano il nostro mare. Le verifiche non sono di vostra competenza, però potete anche sollecitarle. Stiamo sollecitando chi di competenza sia per quanto riguarda questo spazio, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i torrenti, i forcili arci. Di contro, l'assessore conferma l'apertura delle 3 spiagge libere della Playa e i solarium della Spiaggetta Nera e del Nautico. Verranno montati il solarium di San Giovanni Licuti, che sarà ingrandito, e verrà riconfermato il solarium di Onnina, detto del Nautico, che conta più di 2000 metri quadrati. Ci sono dei progetti per aprire altre spiagge libere alla Playa, ma l'assessore su questo punto non si sbilancia. E in ogni caso, se qualcosa avverrà, non sarà certo nell'estate ormai alle porte. Ma il problema delle fognature non è certamente soltanto di Catania. La Sicilia è nel mirino dell'Unione Europea per la questione dei depuratori e paga milioni in multe comminate dall'Unione Europea. Partiamo da un dato. L'Italia non ci fa una gran bella figura in Europa con la questione dei depuratori, delle reti fognarie, della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane. Basta andare su internet e si trovano le sentenze di condanna della Corte Europea che nero su bianco scrive che il nostro Stato è inadempiente, manca di adottare tutte le misure necessarie e perciò viene condannato più volte. Non è cosa di oggi, sin dal 2012 paghiamo perché non mettiamo a posto le cose e ancora adesso siamo sotto il mirino dell'UE. La Sicilia in particolare è la regione che deve più di tutte lavorare per mettersi al passo nei confronti delle 4 procedure di infrazione attualmente esistenti. Una corsa contro il tempo per ben 11 cantieri attualmente fermi o non iniziati, che se entro il 2025 non vedranno la luce costeranno ancora di più alle tasche dei siciliani. Lo step più urgente è quello che riguarda il cantiere di Castellammare del Golfo e quello di Cinisi Terrasini, oggetto dell'ultima infrazione, ma la questione riguarda, come la Sicilia occidentale, anche quella orientale. Un investimento che per tutta l'isola supera i 2 miliardi di euro. Toto Cordaro, subcommissario dell'ente straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue, spiega che la vera sfida sono i tempi della burocrazia e dice che sarebbe utile affidare alla struttura commissariale poteri speciali in termini di autorizzazioni ambientali. Ottimista il commissario nazionale Fabio Fatuzzo. Abbiamo accelerato l'iter nella progettazione, in molti casi siamo in fase di verifica, spiega, e aggiunge che entro il 2025 saranno sicuramente firmati i contratti richiesti dall'UE. Ma questo non basterà comunque se non si cambierà l'approccio culturale al sistema di riuso dell'acqua. 7 kg di cocaina in uno zaino apparentemente abbandonato accanto ad un cestino dei rifiuti nel quartiere di San Cristoforo di Catania. È stato trovato dai carabinieri in una viuzza secondaria. La droga era suddivisa in 8 panetti e destinata allo spaccio della zona. Studenti in piazza a Mazara del Vallo nel Trapanese per denunciare i disagi nella sanità dopo lo scandalo dei referti in ritardo. Laura Spanò. Si sono ritrovati in Piazza della Repubblica a Mazara giovani e meno giovani per un momento di riflessione sullo stato della salute pubblica dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ASP trapanese. Lo slogan Mazara sicura, un segnale in occasione della giornata mondiale della salute voluto dal Movimento Nuovo Vento del Sud insieme ai comitati studenteschi dell'Istituto Industriale d'Altavilla, dell'Istituto Ferrara, del Liceo Ballatore, del Liceo Artistico Regionale Morello. Oggi il Nuovo Vento del Sud si mobilita insieme ai ragazzi delle scuole superiori di Mazara del Vallo per vedere rispettato un diritto, il diritto alla salute, l'articolo 32. Oggi 7 aprile, giornata mondiale della salute, noi ci sentiamo di dire che a Mazara del Vallo questo non è oggi giornata della salute. Essere qui oggi è fondamentale, quello che è successo nell'ultimo periodo a Mazara non è un incidente, è un sintomo di un sistema malato che dobbiamo curare, per cui oggi siamo qui per chiedere giustizia, per chiedere dignità, per chiedere sicurezza. L'evento nasce dalla volontà di denunciare i disagi del sistema sanitario pubblico
che hanno colpito duramente i cittadini mazzaresi della provincia di Trapani. Tra le criticità più gravi emerge il ritardo nella refertazione degli esami istologici presso l'ASP di Trapani, una vicenda venuta alla luce dopo la coraggiosa denuncia della professoressa Maria Cristina Gallo, insegnante dell'Istituto Industriale di Mazzara. I resti di un cadavere sono stati trovati tra gli scogli di Ciammarita a Trappeto nel Palermitano. Parti del corpo erano incastrate tra gli scogli, probabilmente trascinate da una mareggiata. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si tratti del cadavere di un migrante vittima di un naufragio. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo subito dopo per parlare del linguaggio dei giovani. A tra poco. Cringe, boomer, scialla, il vocabolario dei più giovani ormai è una vera e propria lingua a sé. Scopriamo qual è la parola più usata dalle nuove generazioni con Desiree Ferlito. Aesthetic. Brain rot. Chill. Tragliardare. Chill. Let's go, let's go. Chill. Chill. Informale, creativo e spesso irriverente. Parliamo del giovanilese tra cringe, boomer, trigger, lollo e scippare. Il vocabolario della generazione Z è ormai una lingua a sé con i suoi codici e le sue regole. Lei è abbastanza chill? Non lo so. Chill. Chill, professore? Non sa cosa vuol dire, vero? Per questo un contest promosso dalle scuole, prima tappa il Cuteli di Catania, ha deciso di premiare la parola giovanile del 2025. Chill per me è come è uno stile di vita, perché la persona chill è una persona tranquilla che non si lascia tutto alle spalle. Aesthetic, che vuol dire? No, non c'è un significato. Brain rot, vuol dire marciume del cervello. Let's go ski. Andiamo a Let's go ski, si fa così con la mano. Let's go ski. Andiamo a Let's go scare. Il progetto, ideato dal linguista Massimo Arcangeli, vede la collaborazione di prestigiose istituzioni culturali come la Rete Nazionale dei Licei Classici, l'Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri e diverse case editrici. Giocano molto col linguaggio da sempre i giovani e si divertono a sfidare gli adulti anche su parole che potrebbero avere in quel momento alcuni significati che si possono intuire, ma in realtà invece puntano a destabilizzare il mondo degli adulti con parole assolutamente inusuali e inventate. Professore, noi adulti come facciamo a stare al passo? Noi dobbiamo stare al passo giocando magari un gioco a partita doppia, cioè possiamo proporre a tanti giovani parole che sono in via di estinzione o che stanno scomparendo e sfidarli sul loro campo. Non è vero, ma ci credo di Peppino De Filippo in scena al Teatro Garibaldi di Modica. L'attore napoletano Enzo De Caro porta sul palco scaramanzia e comicità. Sentiamo Veronica Barbarino. Procedura Donna Cobba, che avete fatto? Il primo palo della corrente che ho incontrato l'ho abbracciato stretto. Molto bene, ferro e legno incrociati. Una tragedia tutta da ridere, superstizioni, iettature, equivoci e tante risate con il maestro della comicità napoletana Enzo De Caro, protagonista al Teatro Garibaldi di Modica per la stagione in corso, nella commedia Non è vero ma ci credo di Peppino De Filippo. Proprio il capolavoro di tutte le abitudini, le scaramanzie che Peppino De Filippo ha magistralmente messo tutte in fila, una specie di enciclopedia. Io, anche per disgrazia dei miei colleghi, sono il napoletano meno superstizioso che conosco, quindi adoro i gatti neri, passo sotto le scale, passo il sale, faccio delle cose terribili. Non lo nominate più, ma che deve venire? Guardate qua, se ne è andata pure la corrente elettrica, se ne è andata. Rispettando i canoni della tradizione del teatro napoletano, ma con un sapore più contemporaneo, De Caro porta in scena un avaro e superstizioso imprenditore che allontana un dipendente che consideri porti sfortuna, assumendo al suo posto un ragazzo ingobbito. Da qui una serie di eventi paradossali ed esilaranti. Oggi cornetti, ferro di cavallo, scongiuri andrebbero usati contro fake news, intelligenza artificiale e tutto ciò che altera la realtà. Non capiamo più che cosa è vero e cosa non è vero. Questo spettacolo è comunque anche una richiesta di vigilare su quello che è verità e su quello che è credenza e di non confonderle. La diffusione di falsi argomenti spacciati per verità nella commedia di Peppino De Filippo, quindi, sono più che mai attuali, nonostante i suoi circa 80 anni di storia.
C'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva con la cinquina del Palermo e la delusione Catania. Siamo al calcio, Palermo bello e vincente ieri al Barbera contro il Sassuolo, la tripletta di Pau Giampaolo e Rosanero che vedono adesso le posizioni di prestigio della classifica. Marco Gullà. Una manita che può cambiare la storia del campionato rosanero. Il Palermo batte 5-3 il Sassuolo e rinsalda la posizione in zona playoff. Adesso il quinto posto occupato dal Catanzaro dista solo 2 punti. Tutto è davvero possibile. Una vittoria che incorona Joël Pau Giampaolo, autore di una tripletta e protagonista anche negli altri 2 gol. Il finlandese è un uragano e si abbatte sul Sassuolo capolista. Segna il primo gol, propizia il secondo, che è autogol di Tojan, fa il terzo con grande tenacia, diventa assist man per Segre per il 4-0 e poi segna il gol della sicurezza dopo la reazione dei neroverdi. Un attaccante con la A maiuscola che può spostare gli equilibri. Yeah, it's a fantastic performance from the whole team. It's obviously against a very strong team like Sassuolo, who is almost promoted to Serie A. It's a very good game that we brought to the pitch with the whole team, and obviously on a personal level, scoring 3 goals in a game, it's always very special, and it's a fantastic feeling. But today we can celebrate this, and tomorrow we need to start concentrating on Bari. Il Palermo gioca bene, per la seconda volta in campionato raggiunge la seconda vittoria consecutiva. Oggi è stata una bella partita, 2 squadre che si sono affrontate a viso aperto, si sono visti anche tanti gol, ahimè per certi aspetti, perché potevamo un pochino limitare il loro bottino, fermo restando che davanti avevamo una corazzata e ce l'ha fatto vedere, perché fino alla fine sembrava quasi che la partita potesse tornare in equilibrio, una partita che sembrava quasi chiusa, quindi prendiamo tante cose positive e dobbiamo tirar fuori da questa prestazione la consapevolezza che può darci questa partita. Vittoria in archivio, il Palermo deve già lavorare per la partita di venerdì a Bari. E dopo il vantaggio iniziale il Catania invece è battuto in casa dall'Avellino. Sentiamo Marco Carli. In un Massimino in cui si respira aria di grande evento con quasi 19.000 persone, coreografie e passione, il Catania parte forte con un Lunetta indemoniato che assalta gli spazi e che trova il vantaggio nonostante la prima deviazione di Iannarilli. Il gol esalta ma non illude. Tutti conoscono la forza dell'Avellino, che infatti pareggia subito con un Eurogol di Patierno. Sarà lui a decidere l'incontro dopo un primo tempo in cui i rossazzurri si fanno preferire agli irpini per gioco e intraprendenza. Ma nel calcio gli attaccanti sono fondamentali e Patierno è uno di quelli di categoria che fanno la differenza. In una ripresa più spigolosa il suo tiro, per la verità strozzato e non irresistibile, vale l'1-2. Da quel momento l'Avellino ci mette tutto il mestiere. Toscano cambia, inserisce anche Inglese, il suo ritorno al meglio sarà fondamentale per i playoff, ma il Catania non riesce a cambiare volto alla partita, decisa dai colpi di un attaccante, ma Toscano lo dice chiaramente, c'è dell'altro. Noi dobbiamo crescere su questo aspetto, perché il livello ai playoff sarà questo, dobbiamo essere più esperti, più cinici, più sporchi a volte. La prestazione, soprattutto nel primo tempo, resta, ma i numeri sottolineano anche che i rossazzurri non vincono in casa dal 26 gennaio, 3-1 al Giuliano. Se vorranno essere protagonisti nei playoff, il Massimino deve tornare a essere un fattore positivo. Sia in casa che fuori comunque abbiamo mantenuto una striscia positiva. È vero che non vinciamo da tanto, però la cosa importante è aver recuperato posizioni, stiamo recuperando quasi tutti, per cui possiamo dire la nostra. E di calcio continueremo a parlare in anteprima corner con Angelo Gagliano, subito dopo il TG. Noi ci fermiamo qua, grazie a tutti, un buon pomeriggio.